Questa è la Serie B-Win. Nella seconda giornata del campionato Serie B-Win, Vicenza e Cesena, due facce della stessa medaglia, entrambe le squadre a secco di punti, padroni di casa costrette ad un mercato last minute con l'imperativo di mettere punti nel paniere. Romagnoli chiamati altrettanto a dimostrare che il tonfo col Sassuolo è stato solo un episodio. Nota importante sul fronte mercato: i veneti hanno messo a segno due colpi all'ultimo. Malongà, arrivato a Vicenza dopo 3 stagioni proprio con la maglia del Cesena, infine Plasmati, arrivato dalla Nocerina. Si parte subito al sesto con la prima azione dei padroni di casa che scaldano subito il mento. Il primo brivido lo crea proprio il nuovo acquisto Malongà. Il tiro potente dell'ex giocatore del Cesena sfiora il palo difeso da Ravaglia. La fiducia di Breda viene ripagata un minuto più tardi. Il giocatore cambia angolo di tiro, ma rimane sempre pericoloso Domenic Malongà. In maniera corale Vicenza cresce a 14esimo, arriva il premio con il cross da destra indisturbato. Misuracca schiaccia di testa ed è l'1-0. Grave errore di Tonucci e per il giocatore è semplice fare tap-in. Rivediamo il gol. Ottimo avvio per gli uomini di Breda. Vicenza al 27esimo, il fallo di D'Alessandro su Gavazzi, perde una pedina importante. Alla peggio il giocatore biancorosso che non ce la fa e lascia il campo. Al suo posto entra Pinardi, che si rivelerà una valore aggiunto di questa squadra. Decisivo proprio l'ex Novara al 31esimo e Malongà show, il cross proprio di Pinardi dalla destra nello stretto, il numero di alta classe che ripaga dell'acquisto in toto. Il poco spazio viene sfruttato, tutto misto di classe e intelligenza tattica. Vale il 2-0 e il Cesena è al tappeto. Al 45esimo minuto una parentesi per il Cesena la offre Caldirola allo scadere con questa punizione. Una sintesi però di un primo tempo in piena ombra per l'11 di Campedelli. Sembra finita, ma al 47esimo Martinelli commette un'ingenuità. Il fallo su D'Alessandro. Baraccani indica il dischetto, ci va dagli 11 metri Matteo Graffiedi. Il tiro spiazza Pinsoglio ed è 2-1, match completamente riaperto. Si riparte nella ripresa. I padroni di casa al settimo provano subito con Mustacchio. Si stende Ravaglia, chiamato in avvio di ripresa agli straordinari. Fascia destra presa d'assalto. A quarto d'ora pasticcia la difesa Tabanelli, il sinistro dice no, ancora Pinsoglio. Il Cesena c'è neanche un minuto più tardi. Ancora l'estremo difensore della Vicenza, chiamato a dire no anche a Graffiedi. Insidioso il suo tiro. Un break quello dei bianconeri che dura più di un avvio. Andiamo al 25esimo esatto con Gessa che prova una timida conclusione. La sua telefonata al suo destro. Sembra essere rimasto negli spogliatoi il Vicenza del primo tempo. Alla mezz'ora ancora un pericolo da un calcio piazzato. Nasce la mischia, non ci arriva sul finire Graffiedi. È un assedio e Caldirola lascia partire il suo sinistro poco più tardi. Apparentemente un cross, tiro che però sembra diretto in porta. Difesa quasi sorpresa, il calcio è strano e al 92esimo minuto, nonostante Vicenza nella ripresa non sia pervenuto il contropiede, il 3-1 e la doppietta di Malongà che chiude il sipario. Stende un Cesena che raccoglie 0 punti in 2 partite. Per il Vicenza comunque una partita che ai punti rende giustizia a questo avvio di campionato.